Bentrovati a Edicola Friuli. Oggi venerdì 27 aprile andremo in centro città a Udine, in Riva Bartolini, a conoscere metteremo i piedi in una delle edicole più fornite, in particolare di riviste specializzate della nostra città. Però prima di andare appunto a scoprire questo punto vendita, vediamo quali sono le notizie in edicola oggi e pubblicate da settimanale Il Friuli. Comincio da l'inserto sapori, ricette per tutti i gusti, voglio prendervi per la gola, firmato da Germano Pontoni. All'interno trovate ricette per tutti i gusti, piatti per bambini dietetici tradizionali ma anche quelli pronti in 10 minuti, parola di Germano Pontoni. Richiedetelo al vostro edicolante gratuitamente in casa vostra, lo potete sfogliare e sperimentare le ricette. E invece la copertina del Friuli vi porta in vacanza, Lignano contro Grado, chi vincerà la stagione balneare? Allora andiamo a vedere all'interno del settimanale che cosa si dice. La nuova Lignano piace ai turisti, fioccano già le prenotazioni per la stagione estiva 2018 che parte il 6 maggio prossimo, a conferma del rinnovato appeal della località friulana, e che per il sindaco di Lignano appunto il modello di riferimento è quello della Costa del Sol in Spagna. E poi quali sono i punti di forza della proposta lignanese? Il lungomare, dove sono in corso dei lavori, 2 anni per cambiare quello che è l'accesso alla spiaggia della nostra Lignano. E poi i concerti evento, uno su tutti, Vasco Rossi 27 maggio, la data zero del nuovo tour del rocker di Zocca. E poi slitta l'apertura dell'hotel con le terme, non sarà aperto nel 2018 però nel prima possibile entro il 2019. E poi c'è un altro fiore all'occhiello che è lo Zoo Punta Verde, animali da tutto il mondo, e c'è anche un nuovo arrivo, un puma che si chiama Nino e che farà compagnia al puma femmina che appunto era da sola. E poi invece Grado, dall'altra parte abbiamo appunto l'Isola d'Oro che punta sul territorio. L'offerta si amplia quest'anno in sinergia con vari centri dell'entroterra a partire proprio da Aquileia, e sono davvero tanti gli eventi, qui li ritrovate. Dopo anni di attesa parte anche il progetto delle terme, e quindi insomma un'offerta turistica allettante non soltanto per chi viene da fuori regione e dall'estero, ma anche per noi residenti in Friuli Venezia Giulia. E poi doppia pagina dedicata alla fauna selvatica della nostra regione. Chi trova un orso trova un tesoro. Si chiamano Francesco, è l'orso biondo tra virgolette, Mirtillo, l'ultimo scoperto e collarato, ed Elisio sono gli orsi studiati dall'Università di Udine e che vivono in Friuli. Il ritorno in regione di questi animali non è una ricchezza faunistica solamente, ma anche può diventare uno spunto, un volano per il turismo ecologico. Vedete le foto della cattura e poi le misurazioni degli studiosi e la foto della troupe che è riuscita a catturare Francesco e a posizionare un nuovo collare funzionante. Poi abbiamo un focus sull'allarme cimurro che ha colpito le volpi nella nostra regione, che quindi mette anche a rischio i cani, e c'è stata proprio una circolare della sanità regionale che invita a fare i vaccini. E poi il nuovo arrivo, si fa per dire nuovo perché già da qualche tempo è registrata la presenza anche del lupo nella nostra regione, nelle nostre montagne. Proseguiamo oltre all'interno del settimanale Il Friuli, l'inserto gratuito Family Salute. Non ci sono le mezze stagioni, ma le allergie sono in agguato, e direi sempre i consigli di Asso Salute per gestire al meglio i sintomi delle riniti allergiche che imperversano soprattutto in primavera, colpendo grandi e piccini, e poi all'interno altri ovviamente spunti interessanti. E poi ecco qua il 3 maggio, dal 3 al 6 maggio a Udine si parlerà di bufale, ovvero Fake News Festival, la prima rassegna in Italia dedicata esclusivamente ai meccanismi di creazione e diffusione delle false notizie. Porterà a Udine tutta una serie di eventi e di personalità con le quali discutere di come nascono proprio le bufale, le truffe e le balle che in particolare circolano sul web. Per quanto riguarda la mia rassegna stampa mi fermo qui, vi ricordo che all'interno del settimanale Friuli trovate anche tutti gli appuntamenti in regione per il fine settimana, il palinsesto di Telefriuli, e poi naturalmente all'interno dell'inserto spettacoli tutti gli spettacoli che sono in programma in questi giorni. Adesso però ci mettiamo in marcia, andiamo a conoscere il nuovo edicolante, ci spostiamo in centro città a Udine. Venite con noi.
Eccoci qui, siamo in Riva Bartolini, nel cuore di Udine, praticamente a ridosso di una delle vie centrali della nostra città. A fianco a me Marco, il gestore dell'edicola, forse una delle più fornite di Udine, o quantomeno per chi della mia generazione ha bazzicato un po' in zona biblioteca e quant'altro, una edicola di riferimento. Beh sì, presenti dal 91, con grande lavoro e impegno. Io e mio fratello stiamo portando avanti l'attività, cercando sempre di aggiornare, no, l'offerta e di portare sempre le richieste dei clienti, di soddisfarli, quindi magari ricercando riviste particolari, soprattutto straniere, specializzate in tanti argomenti. Diciamo che le vostre vetrine non passano inosservate proprio per questo, perché danno grande visibilità a riviste appunto straniere, che possono essere un po' una cosa di nicchia, non facilmente reperibili nonostante internet, e poi riviste di settore, in particolare, non so, la musica mi incuriosiva sempre. Diciamo che crediamo ancora nel piacere di sfogliare la carta, quindi la rivista, soprattutto per chi è appassionato di musica, ha ancora il piacere di avere la rivista, di risfogliarla, magari dopo anni riprenderla. Ci sono riviste storiche, magari che non vanno mai messe da parte, che si ritirano fuori sempre per cercare un aggiornamento, una parola, una ricerca. E poi bisogna andare a ricercare tutto quello che nel web viene trattato probabilmente un po' con leggerezza, quindi tutte quelle riviste particolari dove ancora giornalisti di livello fanno articoli che richiamano l'attenzione, ci sono molti esperti dei settori privati che cercano notizie nuove, e quindi quelle riviste che riescono ad aggiornarsi e ad avere ancora ricerca, allora vengono premiate con l'acquisto, quindi questa senz'altro, e ce n'è ancora di riviste così. Devo dire la verità che a livello straniero ce n'è molte di più che non italiane, questo sì, cioè a livello straniero le riviste straniere sono senz'altro molto più curate delle nostre. Le richieste più bizzarre o più particolari? Questa è una bella domanda. Alcune cose non posso dirtele. Diciamo che senz'altro ultimamente stanno andando molto le riviste storiche, e allora qui si va a ricercare vari periodi storici, c'è chi vuole approfondire, escono molte monografie. Le monografie piacciono, cioè quando trovi una rivista che tratta solo di un determinato argomento o proprio a livello storico riesce ad essere precisa, magari a creare varie differenze tra impostazioni, vari partiti o il re, la democrazia, no? Cose di questo genere, allora piace, quelle vanno via, quelle sono richieste abbastanza. Quotidiani stranieri? Quotidiani stranieri vengono richiesti soprattutto quando ci sono articoli che riguardano l'Italia, che di solito ci fanno neri. Sì, non è che ne usciamo bene, no? Cliente tipo che cerca questo tipo di riviste? Ma diciamo sicuramente, e purtroppo lo dico, siamo oltre i 40-45 anni, fino ai grandi appassionati storici, che di solito sono persone oltre i 60-65 anni. Questa settimana sul settimanale Il Friuli abbiamo dedicato 2 pagine a un festival che si terrà qui a Udine dal 3 al 6 maggio e che andrà proprio a sviscerare quelli che sono i meccanismi che producono, si parla di bufale, fake news, notizie false, che però sono poi quelle piccole notizie che ritroviamo sui social e che sembrano essere appunto notizie vere e non lo sono. L'opinione poi, no, rischi che diventino, chi non riesce a capire quale sia la notizia falsa o tendenziosa, no? Ti porta poi ad avere un giudizio, quindi esattamente devi approfondire, devi magari essere critico, leggere anche i giornali della parte opposta, no? Questo sarebbe un po' lo scopo, no? Riuscire a diventare critici, a avere voglia di informarsi, no? Quindi bisognerebbe sì essere un po' più desiderosi di approfondire le cose, non tanto superficiali, questo senz'altro. Che si leggano di meno i giornali, è vero, e anche che ci sia una maggiore superficialità nell'approccio a tutto, alle cose culturali, alle cose politiche. Però ecco, io ho dei figli che sono giovani e loro non sono, cioè sono molto critici e sanno guardare queste cose nel modo giusto, cioè nessuno può impedire che ci siano queste notizie, cioè la comunicazione oggi è fatta così
E Forse dovremmo essere noi, diciamo... saper discriminare, cioè se tu sai discriminare nella marea delle notizie e sai che il 90% le devi scartare, cioè solo la cultura, l'educazione, la scuola, non so come dire, il fatto anche di leggere, se uno anche legge dei libri e si tiene informato con altri canali, poi non è tanto vittima di queste fake news. Creano confusione e per me fanno solo danno, anche e soprattutto per i giovani. Cosa direbbe a un giovane per evitare di cascare in queste trappole, tra virgolette? Solo di stare molto attenti, anche questi ragazzi bisogna un po' seguirli, anche i genitori, se hanno la possibilità di seguirli e di dare qualche suggerimento, giusto? Del nuovo social, per cui... Allora tu non puoi rimanere vittima del fenomeno. Quindi sono uno dei pochi che è esente dal mondo. Ma secondo te le fake news sono veicolate solo sui social o spesso anche i giornali, le televisioni danno poi un po' fuoco alle polveri? No, alla politica, per cui ci possono essere anche malintenzionati che promuovono fake news. Quando leggiamo una notizia, valutare se può essere vera o no, eventualmente verificare da qualche altra parte. Non credere a tutto quello che leggiamo, perché ce ne sono tante. In particolare sui social o anche i giornali, secondo lei? C'è chi dice no, nei social per forza, i giornali sono un po' più puri. Cosa ne pensi? Sono un po' più attenti perché fanno un controllo loro stessi prima di pubblicare. Sui social pubblicano tutti qualsiasi cosa, quindi soprattutto sui social. Eccoci arrivati alla fine di Edicola Friuli, grazie a Marco per l'accoglienza e per la bella chiacchierata. È stato un piacere, spero di aver lanciato un messaggio ai giovani che riprendano un po' a leggere, soprattutto cose di cronaca, che si facciano un'idea reale di cosa sta succedendo in città, nel paese, nella regione. Bisogna essere partecipi non solo attraverso il web, i social, ma anche attraverso un po' di carta stampata che ha diverse realtà, opinioni, diverse parti politiche. Bisogna essere critici e approfondire. Piacere. Grazie Marco, quoto in toto. L'appuntamento con Edicola Friuli torna venerdì prossimo e andremo a Pavia di Udine. Ciao!